Si è parlato di diverse tematiche cardiologiche relative alla cardiopatia ischemica acuta e cronica, ipertensione arteriosa, non perdendo di vista l'eterna diatriba tra il trattamento chirurgico e percutaneo delle patologie cardiologiche vascolari. Questo in sintesi il tema della 3 giorni del convegno di aggiornamento denominato Progetto Sciacca Cuore 2019 Ospedale e Territorio, che ha visto la partecipazione di qualificati operatori medici, cardiologi, cardiochirurghi provenienti non solo dalla Sicilia ma anche oltre lo stretto. L'evento è stato organizzato dall'unità di cardiologia del presidio ospedaliero di Sciacca, responsabile il dottor Ennio Ciotta, in collaborazione con quello di Agrigento retto dal dottor Caramanno. Io veramente sono soddisfattissimo della presenza di tanti professionisti, di tanta gente anche della società civile che ci hanno arricchito della loro presenza, la presenza delle istituzioni, la presenza della deputazione regionale, la presenza dell'assessore, veramente tutto completo, mi sembra veramente che stia andando tutto bene. L'evento ha visto la partecipazione anche dell'onorevole Savarino, della Presidente della Commissione Sanità Ruvolo e la partecipazione dell'assessore regionale alla salute Razza. Un incontro come quello di oggi, che ha valenza nazionale, che richiama tutti i più importanti cardiologi siciliani e che li mette assieme per la individuazione di prospettive nuove, penso faccia onore al nostro territorio e fa piacere che in Sicilia si moltiplichino non soltanto eventi di formazione per i medici, ma che si moltiplichino le presenze dei più importanti professionisti italiani che scelgono il nostro territorio per avviare occasioni di confronto. Questa è una bellissima opportunità, intanto per il territorio e poi perché in questo caso la scienza si è messa attorno ad un tavolo, hanno discusso di quello che da sempre è una dicotomia tra la cardiologia, la cardiochirurgia, le tecniche innovative, e la cosa che è venuta fuori almeno da questa prima giornata e mezzo è che la tecnologia è andata talmente avanti, la scienza e con essa i medici seguono a ruota, e queste sono tutte innovazioni e opportunità per i pazienti, quindi dove la cardiochirurgia si confronta per una certa parte, diciamo così, ormai della patologia coronarica o cardiaca, e la cardiologia interventistica invece fa un'altra diciamo così, un'altra buona fetta di attività. Poi la cosa che secondo me merita intanto agli organizzatori un plauso, perché sono riusciti a mettere insieme veramente alte professionalità da tutta Italia che si sono ritrovati a Sciacca, e anche questo per il territorio è una bellissima opportunità. E non per ultimo, ma diciamo il titolo dato al congresso, no? Ospedale e territorio. Noi dobbiamo ripartire dal territorio per evitare che si intasino i pronti soccorso, che sono diciamo così, la nota dolente da un lato, e dall'altro lato dobbiamo fare in modo che il territorio funzioni, la medicina territoriale funzioni e la gente e i pazienti abbiano le risposte dovute. Noi abbiamo delle eccellenze nella nostra provincia, quella di Sciacca ne è un esempio, lo è stato nel passato, lo è tuttora, con giovani professionisti in gamba che riescono a dare alla sanità una marcia in più anche nella nostra provincia. In questi anni c'è stata un po' di trascuratezza nei confronti del territorio della provincia di Agrigento. Con il governo Musumeci abbiamo promesso alla provincia di Agrigento che sarebbero stati attenzionati non solo il San Giovanni di Dio ma anche gli ospedali del territorio, come quello di Sciacca, che infatti è diventato un DEA di primo livello e che merita le attenzioni da parte dell'assessore regionale, che oggi è venuto qui proprio per segnalare fisicamente una vicinanza a questo territorio, che è anche nei numeri, nei posti letto che sono aumentati nella rete ospedaliera, che è anche nei fatti con i finanziamenti che sono arrivati per i pronto soccorso, che è anche nelle prospettive per il futuro.